Un uomo di 56 anni è stato arrestato in flagranza dai carabinieri forestali con l'accusa di incendio boschivo doloso a Morano Calabro, in provincia di Cosenza. L'operazione arriva al termine di un'attività investigativa coordinata dalla Procura di Castrovillari dopo una serie di roghi che nelle ultime settimane hanno interessato anche l'area del Parco Nazionale del Pollino. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'incendio è scoppiato in località Vado, in una zona di macchia mediterranea e colture vicina a un bosco di conifere e querce già colpito da un precedente rogo. Determinanti sarebbero state le immagini raccolte anche con un aeromobile, che avrebbero documentato un'auto fermarsi lungo la strada e una persona appiccare il fuoco alla vegetazione prima di allontanarsi. L'uomo, già sottoposto a un servizio di osservazione, è stato fermato dai militari subito dopo il fatto e trasferito nel carcere di Castrovillari. L'inchiesta è coordinata dalla Procura della Repubblica di Castrovillari.